Si rialza la curva dei contagi dopo settimane. Il progressivo calo dei soggetti positivi ha purtroppo subito un cambio di rotta. Nella provincia di Padova attualmente sono 655 le persone che risultano positive al Covid, 45 in più rispetto alla settimana precedente. Su 8.858 tamponi refertati in azienda ospedaliera, 49 sono risultati positivi, di questi solo 7 sono over 65. La variante Delta, che rappresenta nella nostra realtà, dai sequenziamenti che abbiamo effettuato in azienda, attorno al 70%, quindi su 49 casi fate conto che 34-35 sono dovuti alla variante indiana, la variante Delta, gli altri sono dovuti alla variante inglese. Nessun caso invece di variante brasiliana. Questa settimana tornano anche i nuovi ricoveri per Covid, 6 gli accessi nei reparti. In totale ad oggi sono 9 le persone ricoverate in azienda ospedaliera, tra queste solo una in terapia intensiva, mentre un neonato di appena un mese è stato ricoverato in via precauzionale in pediatria ma dovrebbe essere dimesso nelle prossime ore. 7 invece ricoverati in area medica, l'età media è di 70 anni. L'azienda ospedaliera ricorda che si possono fare i tamponi gratuitamente anche al centro vaccinale del padiglione 8 della fiera e che ci sono ancora posti per la somministrazione del vaccino, unica arma per sconfiggere la pandemia.